Adesso sì, chissà se siamo partiti. Signori, bentornati a Chiedilo a Zio Vincenzo. Benvenuti all'appuntamento di questa sera. Abbiamo il nostro ospite consueto Vincenzo Di Bella. Ciao a tutti. Abbiamo un altro ospite che ci è venuto a trovare, il nostro mitico Mario Montanucci Pignatelli, amministratore o presidente di Racing Bioconcept? Diciamo coordinatore, team leader. Vabbè, diciamo capo che funziona meglio. Ma Grande diciamo persona che ha avuto l'occasione di ultima conoscere. ruota del carro. No, direi la prima ruota del carro, ma che a volte è quello che canta balla e porta la croce. Allora sì, ci siamo. Quello veramente forte in gamba. Nonché organizzatore dell'Eco Dolomite 2021, organizzatore in pectore e bellissima manifestazione a cui ho avuto l'onore di partecipare, ma soprattutto abbiamo quello che è il vero grande ospite della serata, Flaviano Polato, il mio mito degli anni, fine anni 80 e anni 90. Mi ricordo che secondo me lui era il maggior alleato. Buonasera Flaviano, lui era il maggior alleato agli organizzatori perché era l'unica persona che faceva in modo che la gente non si muovesse lungo le prove speciali quando erano passati i primi. Io mi ricordo che aspettavamo fino alla fine per vederlo passare. Vedere passare Flaviano con il mitico 126 era uno spettacolo nello spettacolo. Grazie Flaviano, grazie di tutto. Grazie a voi. Allora, se andiamo a rivedere il suo curriculum, sono stato a vederlo prima, è francamente impressionante. Esordisce nel 71 con un maggiolino Volkswagen, poi passa su una vecchia R8 Gordini Ford Escort GT, ha corso con tantissime macchine, tra cui ho visto Fiat X9, Ferrari 308, anche il mitico Ferrari 308 della Promotor, mi ricordo che corsa ad Adria Ancona, mi sembra. Giuliano Altoè, patron di Bio Italia, che è stata diciamo, vicenda un po' controversa relativa all'Autodromo di Adria. Comunque, personaggio importante dell'Autodromo di Adria, vinse il Rally della Marca 1985 con quell'auto. Ma soprattutto Flaviano, ho visto che ha corso 3 rally di Monte Carlo, 2 rally di Sanremo, 2 rally africani, anche se io ho detto ho avuto qualche problema meccanico. 25 rally di Piancavallo, e quelli me li ricordo benissimo. L'abbiamo visto, anche se non ricordo 34. male. 34 rally di Piancavallo. Pensa, 34. L'abbiamo visto anche nelle immagini, quelle della speciale dedicata a Renato Travaglia, dove sul 126 passava. 2 rally Alpi Orientali, 10 Isola d'Elba, 2 rally Costa Smeralde e, se non ricordo male, 4 vittorie assolute, tra l'altro. Ma noi lo ricordiamo soprattutto per le vicende con il mitico 126, poi 126 bis, con cui è stato protagonista anche agli ultimi recenti Rally Legend. A questo punto però lascio a Mario di farci raccontare di quella che è stata la storia del 126, perché ha avuto delle caratteristiche molto particolari, vero Mario? Sì, assolutamente sì. Diciamo che Flaviano ci ha raccontato e vi racconterà di nuovo e ci racconterà di nuovo la sua esperienza con quello che chiamo genericamente alcol. Poi entrerò un attimo meglio nel dettaglio e vi dico perché sono contento e ribadisco perché io sono contento di fare queste domande. Perché il team che rappresentiamo in questa sede, Vincenzo ed io, Race Bioconcept, ha inteso nel 2004 aprire per la prima volta nel 2005 Flaviano, un rally internazionale San Martino di Castrozza con aprire e chiudere con delle safety car alimentato in modo innovativo, quindi GPL, metano, bioetanolo, biodiesel, ibridi, ancora non c'erano gli elettrici. Da lì è nato tutto quello che è il mondo che noi conosciamo attualmente come il moderno green racing, quindi sono nati gli ecorelli con noi, con il primo Ecorelli Roma-San Marino nel 2006 e abbiamo partecipato in maniera attiva anche alla coorganizzazione di quella gara, in verità come sponsor e come partecipanti. E da questo mondo è nato tutto quello che noi conosciamo verso l'elettrico, no? La Formula Extreme E e la Formula E, e continuiamo a rappresentare questo mondo sia partecipando agli Ecorelli e a tutti i campionati italiani di riferimento con le vetture tra virgolette ecologiche, e dall'altra parte siamo organizzatori di una gara del campionato internazionale FIA i Rally Regularity Cup, adesso si chiama FIA Ecorelli Cup, come prima giustamente citato dal buon Lucio.
Ci piace vedere che siamo stati pionieri in ambito federale, ma abbiamo visto che ci sono delle esperienze preesistenti. Te ne cito altre due. Una è la Formula Green, si chiamava, una macchina che andava a bioetanolo in Australia, e l'altra è tutta l'esperienza che ha fatto la federazione italiana, allora CICSAI, con persone a noi vicine, che sono adesso ancora in ambito federale, che hanno lanciato i kart elettrici, quindi molto tempo fa. Quindi appena ho sentito di qualcuno che prima di noi già utilizzava l'alcol in maniera leggermente differente rispetto alla nostra, ha detto mi ci fiondo, voglio sentire questo racconto bellissimo. Quindi Flaviano, ti cedo la parola e chiedo Diciamo che è uno che ha usato l'alcol, un vento che ha usato l'alcol in modo differente, soprattutto. in modo differente. Sì, noi siamo andati in combustione diretta, raccolto un Ma ce n'è di venti che vanno in combustione diretta. siamo andati in combustione diretta, anche loro in combustione diretta, sicuramente in una miscela particolare. Vi racconto un piccolo aneddoto per farvi capire come è stata la nostra esperienza, è stata un po' particolare. Siamo stati tra i primi in Italia a impiegare il bioetanolo dal punto di vista ufficiale dentro un impiego, diciamo, al di sopra di quelle che erano le miscele obbligatorie e consentite. Quindi siamo andati in un ufficio tecnico fiscale per farci fare la gestione fiscale dell'accisa riguardo a questo quantitativo di bioetanolo, e quando ci hanno fatto questa fornitura, essendo la prima volta in Italia che veniva una procedura simile, non decisi se applicarci l'accisa dell'alcol, diciamo, alimentare, quindi delle grappe e del bioetanolo. Ovviamente non hanno applicato la più alta, ma hanno fatto la somma delle due. Mi ricordo che pagammo per tipo i primi 20 litri circa 128 euro di accisa o qualcosa di simile, forse qualcosa di più di 20 litri, forse sono 40 litri, adesso non ricordo, ma era una cifra incredibile. Per fare tutto in regola pagammo più la tassa, molto più la tassa del prodotto, come ancora avviene, ma non in queste proporzioni. Chiudo la parentesi. Però Flaviano è venuto prima. Flaviano è venuto molto prima e ha fatto questa esperienza di utilizzare un alcol differente, ma comunque sempre bioderivato, e gli cedo la parola e ci faccio raccontare quello che hanno fatto e che avete fatto. Prego. Sì, noi si usava l'alcol etilico denaturato perché è stato inizialmente è stata una goliardia, così una sfida, e dopo in maniera particolare, perché paragonata agli euro attuali sarebbero quasi 2 euro attuali, perché non si scampa da questo, quei 500 di una volta, e costava pochissimo l'alcol etilico denaturato, però dava dei problemi. Quali problemi? Erano le sostanze dopanti che veniva usato nell'alcol per non renderlo commestibile, perché l'alcol etilico purtroppo è un alimento che serve per usare per fare i dolci, i liquori, però è carico di accise. La nostra sfida era l'alcol etilico denaturato, fare funzionare il motore. I problemi sono stati tanti per i rapporti di compressione, perché le droghe che vengono messe nell'alcol portavano a cristallizzarsi sugli elettri delle candele, fare una specie di gomma da masticare nella valvola a farfalla, si doveva sempre pulire. Abbiamo trovato un compromesso fra l'alcol etilico denaturato e la benzina, che non erano compatibili, con un additivo per renderli un po' compatibili, però quando restava fermo precipitava tutto sotto. Allora certo, la macchina, quando era in movimento, riusciva in qualche maniera ad andare perdendo molti cavalli. Ne aveva 23 di serie, ne perdevamo 4-5 per la strada. E questo, quando ci si fermava, la gente ci prendeva un po' in giro perché ci vedeva dentro a fare questo movimento, ma era noi che volevamo agitare perché il serbatoio, i due componenti restassero miscelati. Sì, era agitato, non shakerato, attenzione. Era agitato, non shakerato. Come diceva James Bond. Si shakerava i componenti dentro il serbatoio. Dopo abbiamo trovato successivamente, le sto dicendo un po' così in maniera succinta, successivamente questo mio amico, che era a quel tempo un laureando in ingegneria elettronica, ha fatto in maniera molto arcaica e primitiva, usato l'elettronica per far entrare nel sistema di carburazione benzina e alcol separato in base alla richiesta. Più potenza, tipo la salita, dava più benzina, in discesa più alcol, e questo serviva ad economizzare l'alimentazione. Purtroppo i sponsor c'erano, però le nostre possibilità non davano, non avevamo uno sviluppo completo della parte meccanica. Abbiamo provato tante cose, perché
la nostra volontà c'era tantissimo, però siamo stati frenati alla fine. Vi dico, è stata un'esperienza grandissima, mi sono fatto le spalle sui campi di gara. Adesso tanti dettagli, non essendo un chimico non sono in grado di dirle, però posso dire che alla fine da un fattore goliardico siamo finiti per crederci anche. Fantastico, veramente molto interessante. Io non voglio fare da moderatore unico, vi dico soltanto che, per giusto fare un confronto, la nostra esperienza è stata quella, diciamo, di quello che è un po' il problema clou di quello che è l'impiego del bioetanolo, che comunque essendo un combustibile che ha un contenuto di ossigeno importante, quindi ha una parte del combustibile che di fatto si comporta come un comburente, sapete che l'ossigeno da miscelare a benzina è un comburente, non un combustibile, bisogna lavorare molto di stechiometrico, quindi per esempio sulla nostra Serica Carlos Sainz 785, che è una vettura completamente originale, che non permette troppa elasticità di motore, ha ancora lo spinterogeno, lo dico un po' con un po' di orgoglio, siamo andati a utilizzare miscele non superiori al 30%, mentre per il progetto Ecorelli Raid, quindi la versione Raid degli Ecorelli, abbiamo un Toyota FJ Cruiser alimentata a biometano da una parte, dall'altra parte bioetanolo, riusciamo ad arrivare all'85% grazie all'elettronica che permette un adattamento del valore stechiometrico, quindi della miscela aria-benzina, a favore della benzina, a sfavore dell'aria in questo caso, perché appunto contiene già troppo ossigeno il bioetanolo, dell'ossigeno del bioetanolo, si riesce ad arrivare a un risultato soddisfacente di stabilità del motore e di fruibilità. Devo dire che gli stessi problemi li abbiamo molto di meno, ma incontrati anche noi, perché un problema per esempio che ha il bioetanolo è un problema comunque sia di differenza anche di temperature, quindi può creare dei problemi di risultato, diciamo, di usura, iperusura sulle valvole, che però noi proteggiamo comunque per l'impiego del GPL e per l'impiego del metano, del biometano. Per cui in questo modo siamo riusciti un po' a far quadrare il cerchio. E devo dire che l'altro problema, essendo un bioderivato, tra l'altro noi abbiamo utilizzato sempre bioderivati a filiera corta, derivati dalle bucce delle arance, siamo sempre stati attenti alla filiera corta già dal principio della nostra storia. L'altro problema è il fatto del rendimento, perché anche tu avrai visto, Flaviano, che i consumi sono differenti, nel senso che quando si utilizza la nostra esperienza del bioetanolo si hanno dei picchi è un bioetanolo arriva tipo a 104 ottani, si arrivano dei picchi di potenza però dei rendimenti più bassi, quindi consumi in maniera importante superiori, quindi tutto questo bisogna gestirlo in un certo modo, con un'alchimia che non è soltanto chimica, perché non siamo chimici, ma è anche gestionale, no? Quindi l'esperienza certo. raccontavi di shakerare la vettura, è una cosa vera, che noi abbiamo fatto in altro modo anche e soprattutto col biodiesel, devo dirti la verità, perché comunque sia il biodiesel aveva lo stesso problema e ha lo stesso problema se miscelato in un certo modo, ma adesso, come tutti sapete, abbiamo delle miscele obbligatorie che sono conclamate e diffuse. Quando andiamo a fare benzina c'è scritto E7, vuol dire che abbiamo il 7% di bioetanolo nelle benzine, B7 il 7% di biodiesel nei gasoli, quindi si va in quella direzione assolutamente. E Vincenzo ne sa qualcosa, cedo la parola a lui perché anche lui ha avuto modo di fare dei risultati, uno dei risultati più importanti che abbiamo avuto alla conduzione di una vettura a biodiesel. Cedo la parola a lui perché ci racconterà questa esperienza e poi smetto di moderare, che qui il moderatore è Lucio, quindi cedo anche lo scettro della moderazione, però per ora prego Vincenzo. Grazie. È andato benissimo con il moderatore, è andato benissimo. Ti ringrazio. Noi è un gran complimento da parte tua, grazie. Dicevo, noi nel triennio 2009, 2010, 2011 abbiamo utilizzato il biodiesel, tra l'altro con delle avventure per andare a prenderlo, andare a ritirarlo, con le taniche di alluminio da mettere nel baule, sigillate, insomma, veramente delle esperienze. Poi siamo passati a cose un pochino più semplici. Quando non abbiamo usato, scusa Vincenzo, quando non abbiamo usato anche i serbatoi omologati ADR, ti ricordi? C'era la di Camillo Serbatoi che ci forniva i serbatoi omologati ADR. E ti ricordo soltanto di parlare di una cosa, l'unità di biorifornimento, il fuoristrada che aveva a bordo 2 serbatoi omologati ADR da 80 litri e uno da 250. E portavano bioetanolo e biodiesel agli altri veicoli, tipo una specie di cisterna che era anche iscritta in gara come vettura di assistenza. Era iscritta in gara, ha partecipato anche al Rally di Monte Carlo. Bravissimo, assolutamente.
Se pensiamo alle cose che abbiamo fatte, Flaviano, le abbiamo fatte anche noi, credici. Sì, Abbiamo e fatto questa è anche noi. un'esperienza. Sì, ma sono state delle esperienze incredibili, difficoltose, tecniche, cioè se ci ripensassi a quello che abbiamo fatto in quegli anni, non lo farei più. Non avrei più le forze di farlo, anche se non sono poi così tanto in là con gli anni, ma non ce la farei più. Probabilmente a 25-30 anni, anche 35 le fai ste cose, poi non più. Comunque sono state veramente delle bellissime esperienze. Io ci ho vinto un campionato italiano con il biodiesel nel 2010 e lo ricordo comunque in maniera piacevole, era un bellissimo ricordo. Ma io una domanda che ti volevo fare, tu hai usato più Fiat 126 o una sola? No, 106 ne ho guidate tantissimo. Ho Ecco. iniziato con la prima anni 80 che era una 600, cioè il modello 600 cm3 di derivazione strettamente quasi della vecchia 500, poi successivamente è stata modificata. Ma l'esperienza ad Aicol è stata soltanto sul modello 600. Che era quella col motore a solida già o no? No, il motore a solida quel tempo là era equipaggiato soltanto sulla giardinetta. Il motore a solida c'era adesso la bis, però è raffreddata a liquido e non raffreddata ad aria, perché quel tempo era raffreddata ad aria. Mi ricordo, ma esistono ancora almeno un esemplare, cioè esiste ancora? Guarda, non so dove sia, che fine ha fatto, so che ultimamente l'hanno fotografata al Teatro Vela o sì, di Torino, non lo so questo, purtroppo l'ho saputo in ritardo. E ne abbiamo fatto una replica noi nel 2020 per portarla su a Rally Legend in occasione del 40° anno dell'esordio con la macchina ad Aicol. Che spettacolo. Ma tu le rifaresti ancora queste gare, se ci fosse la possibilità? Sì, le rifarei ancora. Ti posso dire, voi che siete anche esperti di gare, sapete che nei rally esiste il tempo massimo. La lotta noi era contro il tempo massimo, perché si faceva più di 2/3 di gara col casco in testa, perché per levare il casco sai benissimo che si deve levare i guanti, levarti il casco con la cinghietta, darle al navigatore, ma allora con i guanti non hai il tatto e allora non riesci a levarti il casco. Se ti fermi perdi tempo. Per mettere i caschi dietro il 126 ci sono spazi millimetrici. E lo facevi 2/3 della gara col casco su. Certo. Sì, poi mi ricordo che una delle affermazioni che mi sono rimaste impresso era che Flaviano era sempre in prova speciale, perché per riuscire a rimanere dentro il tempo massimo lui era sempre in prova speciale. Sì, in merito a questo potrei raccontarvi un aneddoto che mi dà tanto orgoglio. Il mio primo rally Piancavallo con il 126, e se vi ricordate la prova speciale era a Viano Piancavallo, sulla strada principale che sale verso Piancavallo. Sì, a salita, quella che va sui ripetitori. Esatto, sì. Erano 13 km. A piedi. 13 km che normalmente usavo la prima, qualche volta la seconda, terza e quarta aveva le ragnatele, cioè non si usava. E succedeva su certi tornati o certi tratti in salita a ripido che la gente mi si apriva davanti come si vede nel Tour de France o il Giro d'Italia nelle tappe di montagna. Mi batteva sulla capotta e in maniera gentile ci dava panini, brioche, la bottiglia di vino, la bottiglia di Coca-Cola e l'assistenza le scaricavo e con una perplessità ci guardava, ma dove avete fatto spesa? Cioè ci sembrava, rifiutando questi alimenti di essere scortesi. E infatti questa nostra gentilezza reciproca, adesso arriva gente che a quel tempo aveva 12 anni, 13 anni, 15 anni accompagnati dai genitori e mi chiedono qualche autografo, se mi ricordo. Cioè è bellissimo perché adesso loro sono cinquantenni, padri, e si ricordano i miei passaggi a Piancavallo No, ma sicuramente il tuo era uno degli equipaggi più amati di tutte le gare, ma sicuramente, sì. perché io me lo ricordo, cioè, guardavi l'elenco iscritti per cercare se c'era scritto Podato. Tutte le volte si guardava quello, si guardava l'ultima macchina, perché poi alla fine era l'ultima macchina iscritta, di solito, se non ricordo male, se possibile 126, ho visto 176, e si cercava Polato. Che poi ho visto che hai fatto anche dei tornò clamorosi. Sì. Piancavallo, piuttosto che le foto che mi hai girato, colline di Romagna,
e tornò clamorosi. Sì, Collini Romagna poi anche ha fatto una fiammata che è stata spenta, l'alcol non si vedevano le fiamme, si sentiva il caldo e basta. È stato per fortuna un problema, quello è un problema. Sì, quello è il problema, anche perché, ripeto, si parla di 42 anni fa e pertanto tutto era, la parte di sicurezza, tutto era rivolto, era di 42 anni fa, adesso chiaramente le misure di sicurezza sono più perfette, più estreme e ha più vantaggi. Ma poi nel 1980, scusa, stai finendo? Sì. No, stavo dicendo, nel 1980 all'Elba ti hanno squalificato per carburante non conforme, che io continuo a dire, come fai a dire che carburante non conforme è un Veneto, che l'alcol sia carburante non conforme. Esatto, infatti c'era un il carburante ufficiale che diceva, un articolo di Cavicchi su Autosprint diceva se erano i piloti e la macchina che dava ad alcol, perché per stare dentro i tempi massimi si doveva chiaramente fare un po' esagerare anche in trasferimento. Voglio raccontare un altro aneddoto. All'Elba. Vai. Come? Vai, perché siamo curiosissimi. All'Elba c'è stato fatto un conto sbagliato delle bottiglie d'alcol da portarsi appresso. E mi ricordo che, questo mi ha detto l'ingegnere, quel tempo era un laureando, mi diceva che è andato in farmacia e il farmacista per forza voleva dargli il bialco. Guardi che questo qua non brucia, questo è il disinfettante del futuro. E lui diceva voglio l'alcol. Insomma abbiamo svuotato un po' tutte le farmacie dell'Elba per rifornirsi d'alcol, perché i conti abbiamo sbagliati a casa e è stata un po' una peripezia trovare l'alcol. E questo l'Elba se lo ricordano ancora, in maniera particolare un farmacista di Marciano. Che mito. Sì, perché poi quello era il periodo in cui uscì il bialcol e nessuno voleva più acquistare l'alcol, perché quando ti disinfettavi l'alcol bruciava, il bialcol no. Esatto. Quindi il farmacista zelante ha detto no, ma guardi, questo funziona meglio, non si preoccupi. Sì. Certo, perché era farmacista, mica un pilota è Veneto. Vuoi a vendere. È vero. Esatto. No. E più poi un'altra storia. Voi vi ricordate benissimo l'ingegner Kadringer? Sì? Era un verificatore tecnico, proveniva dalla Formula 1, adesso in America, ultimamente seguiva il Can-Am, e lui è stato quello che ci ha fatto ci ha perseguito al Collini di Romagna, e poi è stato quello che ha introdotto l'alimentazione alternativa nel 1980 in occasione del Rally Piancavallo. Hanno fatto una modifica temporanea all'allevamento sportivo per dare la possibilità di correre senza aver problemi e sviluppare questo nostro progetto. Ma che poi ve non vi siete fermati lì, allora raccontavi anche di una marmita catalitica introdotta ante litteram. Sì, rientro con la seconda 126 e abbiamo chiaramente con un meccanico che è sempre con l'ingegnere hanno sviluppato un retrofit a 3 vie molto artigianale, diciamo anche un po' arcaico. Adesso i parametri non me li chiedete di uscita di gas di scarico, però il suo effetto c'era. È stata quella che abbiamo poi bombardato su all'Elba, che siamo andati giù, siamo entrati dal tetto di un garage e uscito dalla porta del garage, perché siamo capotati dentro l'abitazione. È entrata in servizio. Dentro, cioè non fuori, dentro. Siamo caduti dal tetto, dentro il tetto e usciti dal garage. Non c'era parcheggiato nessuno in garage, vero? No, c'erano tutti attrezzi agricoli e quel tempo il mio navigatore era un sottufficiale dell'Arma e in pratica i colleghi dell'Elba ci hanno procurato un cristallo. Aveva già il bollo di assicurazione su, però non sappiamo di chi era, però abbiamo potuto continuare. Bellissimo, però tu hai fatto anche risultati di rilievo andando a guardare, perché quel 1990 il Rally di Adria, che era prima prova del TRT all'epoca, prima gara vinta da Paolo Andreucci, tu sei stato davanti ai 112 con 126.
Sì, quell'anno il 106 funzionava a classica benzina, e soltanto che, già soltanto, quella volta chiaramente la macchina mia non fa mai classifica, perché non essendo mai tre equipaggi si inserivano sempre sui Classe equipaggi superiore. superiori. E quella volta era tutta su terra, una gara bellissima, dove che la mia poca potenza sono riuscito a sfruttarla, perché non è che di solito la classe la vinco sempre perché si ritirano gli altri, e allora io solo Sì. io e vinco la classe. Quella volta le 112 mi sono proprio rimaste dietro, perché siamo riusciti a sfruttare la poca potenza rispetto a loro. Beh, era anche più leggera la macchina, probabilmente. Tanto che ritardarono l'esposizione delle classifiche. La premiazione, Certo, scusa. certo, c'era Luca Levi, ha detto alle premiazioni quella volta, Sì? e non venivano mai fuori classifiche. La gente è un po' anche spazientita in questo teatro per le classifiche, perché proprio sembrava impossibile, sembravano dei dati sbagliati, e invece era proprio davanti a 112. C'era poco da fare, c'era poco da fare. Andavate forte, semplicemente andavate forte. Sì, quell'altro Grande. è proprio notata. Però adesso voglio dire un altro aneddoto: se te guardi Piancavallo, guardi l'Elba e giri il foglio a 4 delle classifiche di 180 gradi, io non sono mai oltre il terzo posto. Sempre a Questa ce la podio. rivendiamo, eh? Questa Sì, ce la rivendiamo. questa è Sempre a bellissima. podio, quello è vero, quello è vero. Vincenzo Infatti, e Mario in il secondo fascino della ordine. maglia nera. Beh, ce l'ha, in effetti ce l'ha sempre avuto. Vincenzo e Mario in secondo ordine. Carburanti alternativi, abbiamo parlato di etanolo e bietanolo. Però le case continuano a sostenere che nell'attesa dell'avvento dell'elettrico, tra 5, 10, 20 anni, carburanti alternativi. Sì. Mario, vai tu o io? Introdurrei il Vincenzo, discorso. Vincenzo, il super moderatore ha detto Vincenzo prima, in ordine. Vincenzo e Mario dopo, dai. No, vado Quindi io. No, cedo. sicuramente oggi l'input è l'elettrico, però tanti carburanti, biocarburanti, carburanti alternativi sono ancora assolutamente delle soluzioni. Non so l'etanolo, perché l'etanolo non so esattamente l'impatto emissivo e soprattutto quanto costa. Però tanti altri carburanti di sintesi sarebbero comunque delle ottime soluzioni. Comunque tanti produttori lo stanno studiando. Porsche prima di tutto, anzi Porsche riprenderebbe anche le competizioni. So che nel GT3 hanno anche una miscela fatta di biocarburante e carburante classico. Però sicuramente nelle competizioni sarebbe, non solo in Porsche, ma sarebbe comunque gradito. Posso intervenire sull'alimentazione? Io credo sui carburanti alternativi, perché mi sono sempre interessato, però Abbiamo visto. sinceramente e personalmente non credo all'elettrico. Mm. Io l'elettrico non ho nessuna fiducia, mi sembra che sia classico fuoco di paglia, perché lo seguo, e anche abbastanza dettagliatamente. L'elettrico, la parte elettrica è formata da litio e da cobalto. Il litio, per estrarlo, attualmente si usa ancora energia termica da idrocarburi, da fossili, e lo stesso anche il cobalto. E poi per estrarre il litio stiamo distruggendo, massacrando completamente il pianeta. È una cosa che è grande questa qua, anche perché l'inquinamento che dà l'autotrazione a livello globale è più o meno il 15-16%. Qua negli ultimi anni, al posto di essere diminuita, è un po' cresciuta, perché mettono in conto anche l'inquinamento che danno le fabbriche per estrarre il litio e il cobalto. E questo sinceramente dà un po' pensare a queste cose qua. Beh, Ho visto Vincenzo muove la testa in senso negativo, Mario annuire, quindi direi che facciamo un giro dove vi risponde Vincenzo e con Mario arriviamo alla fine. Diciamo che il cobalto ormai è quasi completamente sparito dalle batterie di ultima generazione, nel senso che quasi tutti i costruttori, a parte qualcuno, sia i cinesi, sia gli americani, sia gli europei,
dalle ultime batterie di ultima generazione l'hanno quasi completamente eliminato. Anzi, alcuni costruttori l'hanno completamente eliminato con le batterie litio-ferro polifosfato. Quindi non hanno assolutamente, cioè sul cobalto nulla, sulle terre rare in generale anche lì stanno riducendo tantissimo. Sul litio ci sono tantissime tecniche nuove di estrazione, ma il litio si estrae per esempio anche dal mare. Viene sempre da dire il confronto: se il litio impatta negativamente sull'ambiente, l'estrazione del litio impatta negativamente sull'ambiente, andiamo a vedere quanto impatta l'estrazione di petrolio. Probabilmente il biocarburante potrebbe essere un'ottima soluzione, ma anche lì si dice sempre quanto se ne può produrre di biocarburante in senso assoluto. Quindi diciamo che le cose stanno cambiando molto molto velocemente. Forse l'elettrico nelle competizioni, io dico sempre ok, non facciamo tutto il comparto con l'elettrico, sono assolutamente pro ad avere sia l'elettrico sia il termico. Sulla macchina di tutti i giorni sicuramente l'elettrico ci sarà e il mercato ormai è in quella direzione, non si torna più indietro. Mario? Angelo, Lucio, Cavallari, quanto tempo ho? Bah, è finito? No, hai il tempo che ti serve. Hai il Allora, tempo che ti serve. l'argomento è complesso. Come team noi abbiamo un approccio alla neutralità tecnologica, quindi analizziamo il costo e il beneficio di tutti gli applicativi, li chiamiamo così, perché alcuni applicativi sono il combustibile, alcuni applicativi riguardano l'energia primaria, altri il vettore, quindi il tipo di modalità di immagazzinamento dell'energia che impieghiamo. Diciamo che do una buona notizia a Flaviano e che il fatto che adesso si tende ad andare a vedere il well to wheel dal pozzo alla ruota e a vedere le energie grigie sia di produzione del vettore sia di produzione del combustibile dell'energia primaria. Quindi per fortuna abbiamo la possibilità di vedere tutto il ciclo diciamo di costo-beneficio di qualsiasi, ripeto, applicativo esistente. C'è uno scenario molto importante: la domanda di energia e l'offerta di energia. Finché, faccio un esempio, gli aerei voleranno a cherosene, nella torre di raffinazione avremo altri prodotti del petrolio che siano prodotti o sottoprodotti, cioè intesi come tali in base allo scenario, ci sono. Quindi c'è la benzina, c'è il GPL, c'è gli oli combustibili e c'è il gasolio. Per cui sul mercato questi combustibili, nel momento in cui, finché gli aerei voleranno a cherosene, ci saranno sul mercato e verranno spinti. Quindi da una parte abbiamo gli inquinamenti, cerco di renderla semplice, di globali, quindi quelli che producono il CO2 con la combustione, dall'altra parte quello che stanno facendo tutte le industrie sotto tutti i punti di vista è abbattere quelli che sono i cosiddetti inquinamenti di prossimità, cioè quelli che non vanno a impattare sul climate change ma vanno a modificare l'impatto ambientale in prossimità del veicolo e quelli che sono, diciamo, gli impatti anche sulla salute delle persone che sono intorno ai veicoli. Quindi la mia personale visione è che si andrà ancora avanti con un mix sotto tutti i punti di vista. Certo è che di ogni applicativo bisogna vedere il costo-beneficio, come dicevo prima, e anche i biocombustibili hanno purtroppo degli impatti negativi importanti. Ecco perché si parla di generazioni nuove, generazioni di processo nuova, quindi che siano derivati effettivamente dagli scarti, e generazione proprio chimica nuova, che siano derivati da processi proprio diciamo di produzione primaria differenti rispetto a quelli che vengono impiegati, che sono stati impiegati prima. Io mi permetto di riproporre una battuta. Quando nel team ci chiedono qual è la vettura ecologica, noi rispondiamo quella parcheggiata perché non c'è possibilità di vedere assolutamente un veicolo ecologico in quanto tale. Devo dire che personalmente credo moltissimo nei biocombustibili, faccio parte di gruppi di lavoro, per lavoro sono nell'ambito di un settore industriale collegato con i biocombustibili, soprattutto delle ultime generazioni, quindi ci credo. Dall'altra parte l'elettrico è qualcosa di molto molto interessante sotto tutti i punti di vista e adesso incominciano a entrare nell'elettrico delle case automobilistiche, non faccio nomi, molto importanti, che hanno atteso di riuscire ad arrivare a una filiera veramente sostenibile anche dal punto di vista sociale rispetto alle materie prime prima di entrare nel mondo dell'elettrico. Quindi personalmente ero un po' scettico da neutrale tecnologico, ma incomincio a crederci veramente. Poi Flaviano, il piacere di guidare una vettura endotermica ci rimarrà nel sangue e spero che storicamente venga ereditato. Attualmente l'auto più ecologica che io personalmente possiedo e impiego
è una vettura ibrida plug-in ed è la più efficiente che c'è sul mercato e continuo a tenerla parcheggiata più a lungo possibile. È giusto però dare anche un flash quello che può essere l'alimentazione a idrogeno, perché da ottobre 2019 lo Stato italiano ha permesso la commercializzazione di vetture a idrogeno. So che ultimamente, un impianto idrogeno è a Bolzano, non capisco perché anche questa è una fonte di ecologia, grande ecologia, perché in Australia forse sono 30 anni che gli autobus sono a idrogeno. Per una questione di costi. Un impianto di idrogeno per la produzione e il rifornimento di idrogeno oggi costa 12-13 colonnine di ricarica e quindi gli imprenditori non si buttano nella ricerca, non si buttano in quel settore. In realtà sulle grandi strutture, per esempio sul navale, sui grandi camion si sta pensando ancora all'idrogeno, ma è proprio quello il problema, perché produrre un'unità di energia di idrogeno costa tantissimo anche in termini di efficienza energetica, cioè io devo, per avere dell'idrogeno green, quindi dell'idrogeno che è veramente ecologico, non quello grigio, non quello blu, avere 10 kW, ma quello che poi mi restituisce alla fine, perché lo devo produrre, lo devo comprimere, lo devo trasportare, lo devo decomprimere e lo devo poi utilizzare. E quindi tutto Vincenzo questo giro magari è il 30%. Intendeva dire kilowattora, Vincenzo. Kilowattora, sì. Unità di energia, intendevo kilowattora, l'ho voluto mettere un po' più sul semplice, ma come unità di energia è non ti sento più. Arriva attorno al 30%. Ok, grazie Vincenzo. Flaviano, 126, la tua 126 è etanolo. Sì. C'è la possibilità di replicarla con qualche altro carburante alternativo? Guarda, ci vedremo ancora in gara? Ma dire la verità, abbiamo parlato con delle persone disposte a dare anche non dico un buon contributo, ma un contributo per portarli in gara. Tu eri sponsorizzato all'Agip, voglio dire, in Italia la Formula 1, Rally di Adria e Fabiano Bogato sponsorizzati da Agip, nessun altro? Sì, Agip era sponsorizzato dall'Agip e quella volta abbiamo iniziato con i primi carburanti verdi dall'Agip, che la macchina aveva questo retrofit artigianale che funzionava per quei tempi. No, abbiamo ok, ci stavi dicendo, era grande. ci stavi raccontando di qualcuno che era disponibile a darti una mano a farla partire? Non ho capito la domanda. Che ci stavi raccontando che c'era anche qualcuno che era disponibile. Ah, sì, questa cosa qua in più occasioni dei sponsor hanno, non so se veritiero o no, ma persone molto serie e ha detto che sarebbero disposti a farci uno sponsor anche se minimo per portarla ad Aicol. Ma sai, non devi farla ad Aicol, non devi prendere in giro la gente, la macchina deve funzionare ad Aicol. Sì, non fare finta come ci ha proposto qualcuno. In modo, sarebbe un progetto che mi incuriosisce e lo porterei avanti, anche perché l'ecologia adesso se ne parla, è la parola d'ordine. Magari tornare nei rally storici o comunque nelle categorie autostoriche? Sì, la categoria autostoriche sì, la fai soltanto con la 126 perché ho anche un'esperienza dove mettere le mani e magari abbiamo anche custodito dei vecchi rapporti di compressione, delle vecchie modifiche scritte quel tempo là sul blocco notes che si portava. Altri tempi veramente. E un pochino devo dire rimpiangiamo. Mario, dai che poi chiudiamo perché siamo veramente di corsa. Se mi consenti una battuta, i tempi sono cambiati e ci sono delle procedure fiscali da rispettare quando si fa ovviamente combustibile, qualsiasi tipo di combustibile venga impiegato, perché altrimenti, se mi consenti la battuta, piuttosto che il 126 bis si rischia il 41 bis. Io voglio terminare anch'io con una cosa. Che vogliamo sempre agenzia delle entrate. Dimmi Flaviano. Termino con questi episodi. Io sono stato squalificato nel 80 perché la macchina funzionava un combustibile non erogato dalle pompe di carburante dove si svolgeva la gara. E ho letto prima delle festività di Natale dell'anno scorso che è stato rinviato per l'ennesima volta un processo nostro concittadino perché ha ideato un motore su una Fiat Multipla ultima generazione, ha installato un motore a idrogeno e chiaramente anche lui ha avuto delle penali.
Siamo in Italia, ragazzi. Un processo che è stato rinviato, adesso si spera che rientri in quella del 2019, che le macchine, però lui il fattaccio, chiamiamolo così, è stato fatto nei primi anni 2000. Welcome in Italy, signori, bentornati in Italia, benvenuti in Italia. Ok, grazie a tutti quanti, a partire da Flaviano Polato, uno dei miei miti degli anni 80 e 90, zio Vincenzo Di Bella e Mario Montanucci Pignatelli. Grazie, è stato un piacere. Grande organizzatore dell'Eco Dolomites GT 2021, che speriamo sia anche 2022, Mario. Lo sarà sicuramente e sarà nel campionato internazionale FIA Ecorelli. Bene, con questa bellissima notizia, signori, arrivederci a tutti quanti. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, oltre che a guardarci in Facebook. Grazie e buona serata, a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Adesso sì, chissà se siamo partiti.